Mister Allegretti, come settimana scorsa, intervista post partita e possiamo esultare per l'ennesima vittoria, la quinta consecutiva. Sì, sì, una partita di sofferenza contro una squadra molto forte che ci ha messo in grande difficoltà su un campo pesante, quindi loro fisicamente prestanti, non è stato facile, però è stato premiato per l'ennesima volta l'atteggiamento, poi gli episodi ti girano a favore quando ci credi, siamo stati bravi a difenderci nei momenti in cui dovevamo difenderci, abbiamo avuto qualche occasione da gol anche se in realtà l'hanno avuto anche loro, però insomma stiamo andando bene e c'è quel qualcosa che serve per fare delle imprese di questo tipo. Una partita tosta, forse una spanna più difficile rispetto al Breno di settimana scorsa. Comunque già nel primo tempo la traversa, no, di De Cerchio, un Chievo che di fronte abbiamo il Sant'Angelo che sicuramente si trova in zona playoff e non si trova lì per caso, e quindi un po' in certi frangenti avete sofferto, però poi nel secondo anche con i cambi siete andati a volerla questa vittoria, e è arrivata nonostante poi anche loro il 2-1, quindi fino al 95esimo c'era da battagliare, avete battagliato bene. Sì, abbiamo battagliato bene, abbiamo fatto un primo tempo secondo me non bellissimo dal punto di vista della lettura del tipo di gara che poi è venuta fuori, lo sapevamo, forse quella è l'unica nota negativa, però nonostante quello abbiamo avuto 3 occasioni dove abbiamo calciato in porta, oltre alla traversa di Ale abbiamo avuto anche altre 2 occasioni dove comunque abbiamo centrato lo specchio della porta. Poi secondo tempo abbiamo spinto un po' di più, siamo andati a attaccarli un po' più alti e poi dopo è chiaro che subisci gol negli ultimi 7 minuti, sei un po' in sofferenza, però nel complesso sono stati tutti quanti bravi perché non era facile oggi. E anche dalla panchina, pensavi di aver messo dentro un difensore dall'area, invece ha fatto un gol da bomber di razza. Andrea ha fatto un grande gol. Sì, in effetti l'idea di mettere dentro dall'area era per alzare un po' i centimetri sulle palle inattive e di avere un giocatore un po' più bloccato come caratteristiche rispetto a Turano, visto che da quella parte stavano scendendo parecchie volte. E poi c'è stata questa grandissima palla di De Cerchio e Andrea ha fatto questo inserimento, è stato molto bravo, quindi sono contento per la squadra, sono contento per Andrea perché è un ragazzo che è venuto qua e ci ha creduto dall'eccellenza, ha un atteggiamento sempre positivo, quindi è un leader come ho detto settimana scorsa ed è giusto che anche lui sia stato premiato con questo gol vittoria. Mentre sul gol di Ugea, autogol poi da rivedere, sembravi un po' un ragazzino, abbiamo visto risultare, entrare in campo e ha fatto uno scatto incredibile. Erano anni che non scattavo così, ma già quando giocavo, negli ultimi anni non scattavo così. No, sono contento perché se lo meritano, i ragazzi se lo meritano per quello che fanno, per come si impegnano, per quello che vogliono anche raggiungere, perché questa squadra non è appagata. Poi dopo potrà succedere qualsiasi cosa, però non è che era in una situazione difficile adesso che si è tirata fuori, si è accontentata. Si stanno allenando e stanno giocando per continuare a stupire, che è un aspetto molto importante. Quindi purtroppo non potremo fare la cena infrasettimanale per via della partita, ma mi auguro che fra 2 settimane potremo ancora continuare a festeggiare e allora sarà una cena ancora più importante. E dicevi bene, adesso tolto il riposo di domani, 2 giorni per preparare la trasferta contro la Varesina, un'altra squadra tosta che è lì davanti in classifica, però come davanti solo un punto ci sono i playoff. Tutte le partite sono difficili, non è quello. È chiaro che dovremmo recuperare le forze, però anche la Varesina oggi ha giocato, non mi preoccupa quello, non mi preoccupa l'avversario, con tutto il rispetto che ho per la Varesina, visto che è una squadra anche forte davanti a noi. Sono più concentrato e preoccupato nella capacità nostra di recuperare, ma abbiamo un preparatore atletico che è molto bravo, abbiamo Barbara che sta facendo un lavoro eccezionale con gli infortunati, noi siamo un team che funziona e i risultati si vedono, perciò vogliamo continuare così. Grazie mister. Grazie.